Caso Dalmolin, la nube di incertezze si dissolve, ora è nero su bianco nella farraginosa questione delle ispezioni che il sindaco di Vicenza Variati voleva fare nella fetta di città dove sorgerà una base americana. Arrivano 2 lettere che di fatto tolgono il potere di metterci piede per controllarne almeno l'impatto ambientale. Sono le 13 e Variati convoca la stampa per esigenze di trasparenza. 2 missive. Mittenti il commissario straordinario del governo Paolo Costa prima e il responsabile militare italiano il colonnello Edoardo Maggian, il vertice subito dopo. Entrambi respingono la richiesta di Variati, il destinatario. E hanno risposto no, perché essendo opere di interesse di difesa nazionale, il sindaco non ha competenza, quindi non può entrare. La possibilità negata, niente ispezioni dunque, Variati tira fuori una mappa della città, un piccolo groviera, 3 buchi al villaggio americano e alla caserma Ederle, ora si aggiunge l'area dell'aeroporto Dalmolin. Che il sindaco è il sindaco di tutta la città, salvo delle basi militari americane dove io non ho alcuna competenza né concessoria né di verifica né di ispezione, cioè non fanno parte del mio territorio. E Variati sventola una cartellina rossa, sono gli esposti dei cittadini, a settembre il sindaco vicentino incontrerà Costa. Io dico, siccome ho dei dubbi ambientali, non vorrei che quello che succede in questo buco possa avere delle conseguenze poi per gli altri miei concittadini. Ho dei dubbi, il commissario di governo deve collaborare per darmi quelle risposte che io da solo non riesco a darmi.